Il trentennale della Fondazione OIC è un'occasione di festa per tutti quelli che sono interessati alla crescita dell'area sociale, solidale, in particolare per la terza età, ma in particolare per noi padovani che possiamo vantarci di avere questa grande realizzazione sul nostro territorio. È anche un'occasione per esprimere gratitudine a chi ha creato dal nulla questo grande complesso, che poi non soltanto grande in termini fisici, ma è grande anche in termini di contenuti innovativi che ha saputo imprimere a tutta questa sfera di attività che riguardano appunto l'anziano. Sono ampiamente noti, ma lasciatemi richiamare questi principi: l'anziano come risorsa e non solo come problema della società, il rapporto tra le generazioni, l'eccitare la curiosità intellettuale per mantenersi vivi, la cura anche di chi è veramente debole, quindi anche l'attività sportiva per i paraplegici e per tutti i disabili. Ecco, non potrei andare avanti con l'enumerazione delle cose innovative che Angelo Ferro ha saputo trasferire in questa grande realizzazione. Le richiamo puntualmente con pochi cenni. La dimensione: è assolutamente inusitato che un ente privato, sia pure godendo di grande stima presso tutte le istituzioni, riesca a realizzare qualcosa di queste dimensioni. E confesso che non tutti all'inizio ci credevano, e lì si vede appunto la capacità di Angelo Ferro di stabilire relazioni, di ottenere finanziamenti, di condurre, nonostante tutte le difficoltà che può aver incontrato, una impresa così grande a compimento. Non so i dati esatti, ma insomma si tratta di qualcosa che io credo non abbia paragoni in Italia quanto appunto a cittadella dell'anziano che ha saputo costruire. Ma ancora più importanti sono i contenuti nuovi che enumeravo, ricordando che appunto non si tratta di avvicinarsi all'anziano con l'idea di una cura doverosa verso chi ha dato tanto alla società nella sua vita pregressa, ma si tratta proprio di mantenerlo parte attiva della società, credere nel fatto che possa ancora dare qualcosa, e nel dare ancora qualcosa alla società anche l'anziano si sente rinfrancato, si sente utile, si sente più vitale, e quindi aumenta la longevità e la lucidità di questa parte crescente della popolazione. Mi ha colpito per esempio una volta che una mia conoscente novantenne si era avvicinata all'interno dell'OIC alle mail con cui poteva dialogare con tutti i suoi numerosi nipoti, ed era naturalmente trasfigurata dalla gioia. Ecco, per dire, piccolo esempio che significa però molta attenzione a quello che può essere fattibile, e essendo fattibile attenzione a farlo. Ecco, quindi grande capacità di immaginazione, ma grande capacità anche di realizzazione. Io so che l'esempio è stato seguito poi in tante altre parti d'Italia e rimane ancora appunto una guida importante. Sulla stessa linea vorrei anche sottolineare la questione del rapporto intergenerazionale. Angelo Ferro ha donato un asilo nella stessa area della cittadella dell'anziano, della Civitas Vitae, proprio perché crede che questo rapporto, no, che tutti conosciamo attraverso il rapporto familiare nonno-nipote, possa però diventare anche un fondamento di questo rapporto organizzativo e formativo che appunto trova poi espressione nella Civitas Vitae. Ecco, io credo che già questi pochi esempi possono dimostrare che siamo di fronte a qualcosa di eccezionale, che vale la pena di festeggiare tutti insieme, e che dobbiamo naturalmente prendere non come raggiungimento finale, ma come base per procedere ancora lungo la strada che Angelo Ferro ha indicato.